Eder. Mech. Pallister. La mesalazina è un farmaco antinfiammatorio usato principalmente per trattare malattie infiammatorie intestinali come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Queste condizioni sono caratterizzate da infiammazione cronica dell'intestino, che può provocare sintomi come dolore addominale, diarrea e perdita di peso. La mesalazina agisce localmente sull'intestino per ridurre l'infiammazione e i sintomi correlati, ed è generalmente ben tollerata dai pazienti. Il ritrovamento di mesalazina nel corpo di Liliana potrebbe avere diverse spiegazioni, riflettendo vari scenari possibili riguardo al periodo precedente la sua morte. 1. Uso personale per malattie intestinali non diagnosticate. Una possibilità è che Liliana avesse una malattia infiammatoria intestinale non diagnosticata o non divulgata per cui stava assumendo mesalazina. Tuttavia, se non vi erano segnalazioni precedenti di tali condizioni, questa ipotesi potrebbe essere meno probabile. 2. Assunzione accidentale o volontaria. Liliana potrebbe aver assunto mesalazina accidentalmente, scambiandola per un altro farmaco, o volontariamente, forse per cercare sollievo da un problema di salute non correlato, senza sapere che il farmaco è specifico per le infiammazioni intestinali. Questo scenario solleva domande sulle circostanze che hanno portato all'assunzione del farmaco. 3. Contatto con altra persona. La presenza di mesalazina potrebbe indicare che Liliana è stata in contatto con qualcuno che assumeva questo farmaco per una condizione intestinale. Questo potrebbe suggerire che Liliana abbia trascorso del tempo nella casa di questa persona prima della sua morte. Potrebbe aver ingerito il farmaco accidentalmente o le è stato somministrato in qualche modo, volontariamente o meno. Il ritrovamento di mesalazina nel corpo di Liliana, in assenza di una nota malattia infiammatoria intestinale, apre diverse linee di indagine. Una possibile pista è che Liliana potrebbe aver ingerito il farmaco nelle ultime 36 ore prima della sua morte, dato che la mesalazina viene generalmente smaltita dall'organismo entro tale periodo. Questo dettaglio temporale potrebbe fornire indizi cruciali sulle sue azioni e interazioni nell'immediato periodo precedente la sua morte. In conclusione, la presenza di mesalazina nel corpo di Liliana Resinovic non solo solleva domande sulla sua causa immediata della morte, ma potrebbe anche fornire indizi significativi sulle sue interazioni e movimenti nei giorni precedenti la sua scomparsa. La necessità di una seconda autopsia più dettagliata, come indicato dalle autorità, sottolinea l'importanza di comprendere pienamente tutti gli aspetti medici e tossicologici coinvolti in questo caso per avvicinarsi alla verità su cosa è realmente accaduto a Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.